La follia della generosità. Essere generoso disinteressatamente è folle fare qualcosa di buono per gli altri, è folle fare qualcosa di bello senza aspettarsi un vantaggio, un tornaconto. Chi lo fa lo prendono per folle. Questo è uno dei molteplici significati di questo titolo ambivalente. Il tema della perdizione, il tema della follia, ma il tema della beatitudine. Da una parte, dall'altra anche perché avendo come protagonista un personaggio che è uscito da una storia, da un vissuto psichiatrico, il libro, e caspita, lì non si riesce a capire se è un angelo, se è un benefattore veramente o se è solo un pazzo. Perché oggigiorno chi compie gesti del genere può essere entrambe le cose, i casi sono due, o è un santo o un pazzo. E come mai almeno questo è il sentire comune. E come mai hai pensato a questo vissuto di Daxa? Ce l'ho perché sono capitato su una strada per degli inconvenienti di tanti anni fa, senza che fosse la mia condanna, sono incorso in una condanna penale che mi ha fatto passare nonostante tutto attraverso quel percorso.